Parliamo ora di immigrazione. L'Europa ha detto no ai permessi di soggiorno temporanei per gli immigrati, mentre proseguono sbarchi a volte tragici come l'ultimo a Pantelleria e anche naturalmente i rimpatri. Presidente Zaia, sentiamo questo suo recente intervento. Sono delle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa. La sfortuna di andare per 2 anni al Consiglio dei Ministri in Europa. 27 ministri, un grande parlatoio, non si conclude mai nulla e direi che i progetti di rinazionalizzazione veramente mi attirano. Un segnale ai francesi e all'Europa va dato. Innanzitutto è il fatto di dichiarare la nostra disponibilità a uscire da questa Europa da Stato fondatore, ricordo. Dall'altro la necessità di cominciare a boicottare i loro prodotti. Lei si è definito euroarrabbiato più che euroscettico, ma crede davvero possibile uscire fuori dall'Europa? Ma guardi, non è che l'Europa è un carcere dove noi siamo condannati a starci tutta la vita, non abbiamo l'ergastolo europeo e noi dobbiamo essere lì a difendere i nostri cittadini. Penso che la nostra Costituzione, visto che vedo che in queste ore si agita tanto e si fa vedere al mondo intero, dica una cosa certa, che gli amministratori e tutte le persone, le istituzioni in Italia sono chiamate a difendere gli interessi dei cittadini. A me sembra che in queste ore l'Europa non ci permetta di difendere gli interessi dei nostri cittadini. Per cui non capiamo per quale motivo un'occasione ghiotta come questa, perché l'Europa possa approfittarne per dimostrare di essere una realtà politica. Noi amiamo sempre tanto dire gli Stati Uniti d'Europa, noi non siamo gli Stati Uniti d'Europa, perché qui non c'è nessuno che decide e soprattutto non c'è il potere per farlo. La Francia se n'è andata per conto suo, la Germania in egual misura, ma è esattamente quello che è accaduto nel ottobre-novembre 2008 con il crollo dei mercati finanziari. La verità è che questa crisi l'hanno affrontata i singoli Stati membri perché se aspettavamo le regie europee staremmo ancora lì a contare, a leccarci le ferite e quindi a pensare a quanti danni avremmo avuto. Lei in un primo momento non aveva dato disponibilità all'accoglienza per gli immigrati tunisini nella regione Veneto, poi negli ultimi giorni ha aperto a questa possibilità. Sul Gazzettino di oggi fra l'altro si legge anche il numero degli immigrati che verranno come dire, accolti dalla regione Veneto. Il Veneto dovrà accoglierne 854 e poi le sue parole: Zaia non molla, da noi ospitalità solo per i profughi. Insomma, ospitalità soltanto per i profughi, ma anche per gli immigrati che avranno ottenuto in ogni caso il permesso temporaneo di soggiorno. Dove li ospiterete? Ma guardi, innanzitutto non è vero che io non ho mai dato disponibilità, ho sempre detto che quando si tratta di applicare la Convenzione di Ginevra del 1951, che ci parla di asilo politico, di profughi e di protezione umanitaria, ovvero le categorie delle quali stiamo parlando ora, noi ci siamo, anche perché i veneti conoscono bene l'immigrazione, hanno conosciuto la fame, abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto e i veneti sono circa 5 milioni. Dall'altro devo anche dire che purtroppo in queste ore c'è un valzer di numeri, di cifre non esatte, di valutazioni, di considerazioni. La verità, e ringrazio per questa opportunità che mi date, è questa, che noi ospiteremo esattamente 204 profughi, chiuso lì. Quindi non 854 come leggiamo oggi sul giornale? Ma guardi, io non ho mai dato queste cifre e ho l'impressione che chi le ha rifilate non solo a questo giornale, ma ai giornali in generale, le abbia rifilate semplicemente per poter poi riuscire a fare qualche commento dicendo arriveranno 1 migliaio di profughi. Probabilmente in Veneto quasi fa ad oggi anche una proporzione rispetto al numero di abitanti nelle singole regioni, quindi è un numero in proporzione agli abitanti della regione Veneto. Ma guardi, la lettera ufficiale della Protezione Civile, diciamolo fino in fondo, parla di 204 profughi. Tutto il resto sono cifre ipotizzate, sono cifre che parlano di visioni prudenziali nel momento in cui ci fosse una necessità. Al momento al Veneto è chiesta una disponibilità per 204 profughi. Chiaro. Io spero che questo venga registrato da tutti perché così la si finisce di scrivere cifre. E ieri si è scritto addirittura di 2000 profughi in arrivo per domani, sono tutte cretinate, 204 profughi. Dalle fila della Che fra l'altro, mi perdoni, fra l'altro devo anche dire e ringraziare Caritas e tutte le associazioni caritatevoli perché questi 204 cittadini, per la maggioranza donne e bambini, verranno ospitati in maniera diffusa nei piccoli alloggi che nei diversi comuni del Veneto, sono 581 i comuni,
la Caritas ha, per cui l'impatto sarà uguale a 0. Dalle fila della Lega in questi giorni sono arrivate parole di fuoco nei confronti degli immigrati, dal vice ministro Roberto Castelli che ha detto non possiamo sparargli almeno per ora, poi l'eurodeputato Francesco Speroni, si può sparare ai barconi, ma lei è d'accordo con queste soluzioni, con questo linguaggio così forte e colorito, per così dire? Beh, guardi, io non ne conosco la genesi di queste dichiarazioni e non so neanche quale sia stato il contesto. Noi siamo chiamati a governare con senso di civiltà e da leghisti. Il leghista dice che il clandestino deve essere rispedito a casa e penso che il ministro Maroni ne abbia dato una giusta dimostrazione. C'è un rimpatrio coatto di una sessantina, io spero aumentino, di tunisini al giorno. Dal 5 aprile tutti quelli che arrivano e se sono tunisini arrivano sulle nostre coste vengono di fatto rimpatriati, c'è un pattugliamento e così via. Il profugo eritreo, somalo o libico che scappa dalla morte, che scappa dalle persecuzioni, ha diritto ad asilo, ad essere assolutamente assistito come tutto il mondo prevede e richiede. Grazie al Presidente del Veneto Luca Zaia per essere stato Grazie ospite di Rai News. Ad oltre un mese dal terremoto e dallo